Questa fetta me la pappo io. Il dolce per eccellenza del Natale è il panettone. Il panettone è milanese, quindi facciamo il panettone classico milanese, singolo impasto, pronto in poche ore. Andiamo a fare solo il lievitino a mano, come per il pandoro, che vi invito a vedere il mio video. Vi lascio il link nella descrizione insieme alla ricetta. Andiamo a impastare a mano la farina, mettiamo il lievito, sciogliamo nell'acqua, inseriamo il lievito centralmente, impasto molto semplice, amalgamiamo il liquido con la farina. Ottenuto questo impasto, lo rotoliamo, facciamo una croce sopra, mettiamo il recipiente, mettiamo pellicola all'esterno. Adesso facciamo lievitare fino all'orlo del contenitore, deve triplicare il volume, ci vorranno circa 30 minuti, sempre a una temperatura di 26-30 gradi. L'impasto è lievitato, andiamo a impastare in planetaria la restante parte del panettone. Mettiamo il lievitino nella planetaria, mettiamo l'acqua nello zucchero, giriamo un cucchiaino creando uno sciroppo che inseriamo man mano nell'impasto, mettiamo la farina planetaria, la metà dello sciroppo con zucchero, azioniamo la planetaria, adesso impastiamo con gancio. L'altra volta per il pandoro abbiamo impastato con foglia, adesso con il gancio. Mi raccomando, sempre a ferro, cioè ad impasto collegato, attaccato al gancio, man mano inseriamo gli ingredienti. Ecco, questo è l'esempio di impasto a ferro. Mettiamo a marcia inferiore e inseriamo la restante parte di acqua e zucchero. Aumentiamo un po' la marcia per asciugare l'impasto, vediamo se è staccato quasi totalmente dalle pareti, inseriamo i tuorli. Mi raccomando, usiamo sempre farina abbastanza forte, altrimenti il panettone non viene come deve venire. Inseriamo i tuorli uno per volta. Adesso è il momento giusto di inserire il burro a pezzetti, deve essere morbido, questa consistenza. Guardate l'impasto. Mi raccomando, burro di qualità che determina il sapore del panettone. Andiamo a idratare un po' l'uvetta sultanina. L'inserimento del burro è la parte più lunga dell'impasto, non vi scocciate e mettete tutti gli ingredienti insieme che cade l'impasto e dopo ci vuole tempo per alzarsi e non verrà sicuramente un buon panettone. A questo punto, dopo il burro, possiamo inserire il sale. L'impasto, vedete, deve avere questa consistenza, guardate. A questo punto possiamo inserire l'arancia candita. Per il video di come realizzare la pasta arancia vi lascio il link in descrizione. Inseriamo uvetta precedentemente ammorbidita in acqua. Adesso inseriamo miele e vaniglia. Mi raccomando, usate sempre arance con buccia edibile e non molto spessa. L'impasto è pronto, vedete, deve avere questa consistenza.
Diamo una piccola pirlatura in questo modo, mettiamo il recipiente, copriamo con pellicola trasparente. Adesso aspettiamo che l'impasto triplichi il suo volume, in questo caso arrivi fino al bordo del contenitore. L'impasto è triplicato di volume, andiamo a togliere dal contenitore. Mettiamo sul tavolo, diamo una pirlatura in questo modo, andiamo a stringere, ci aiutiamo anche con un tarocco. Io uso uno stampo alto per panettone milanese, possiamo usare qualsiasi stampo. Mettiamo all'interno . Facciamo lievitare il panettone sino al bordo dello stampo. Come vediamo, il panettone è ben lievitato fino al bordo dello stampo. Andiamo a tagliare a croce, io in questo caso ho usato una forbice. Andiamo a fare un taglio a croce e mettiamo centralmente un pezzettino di burro e inforniamo alla temperatura di 170-175 gradi per circa 45-50 minuti. Mi raccomando, prima di sfornare il panettone, attrezzatevi con questo spillone o altro attrezzo per infilzare e capovolgerlo. Come vediamo è pronto. Andiamo a mettere lo spillone. Opla. Dopo 2-3 ore di raffreddamento, minimo 2-3 ore, andiamo a tagliare. Questa fetta me la pappo io. Buonissimo. Ragazzi, iscrivetevi sempre sulle mie pagine social, YouTube Simone Esposito Pasticcere, Facebook, Instagram e TikTok. Un bacio a tutti, alla prossima!